voi avete veramente una storia incredibile. Parlando un attimo dei vostri background, allora tu Paolo hai un background solido nel DJing, come ti sei innamorato, come ti sei approcciato a Allora, quest'arte? pensa, io mi sono approcciato al DJing, sono rimasto folgorato quando tra il 98 e il 99 vado al compleanno di mio cugino Ivan, Ah, al quale mio nonno aveva regalato, oddio, adesso poi non so se era il 99 o il 2001, vabbè, yeah. comunque in quegli anni là ero piccolino io sono del 90, quindi avevo tra i 9 e gli 11 anni. Mio nonno aveva regalato ad Ivan la console, che Ok, era una console fighissima, perché c'era il mixer della Pioneer, se non sbaglio, il 500, e i due nice. CDJ 800 che per l'epoca erano il top. Avveniristici. E io, quando ho visto sta cosa, sono rimasto là, incantato. E questa cosa io delle volte andavo dei pomeriggi a guardarlo che suonava a casa, si era preso anche un piatto dopo, aveva uno Stanton grigio, sai quelli che li Attrazione, vendevano con la bandiera dell'Inghilterra come pad, right. sì, con la Union Jack. E niente, io stavo là a guardare questo che suonava e dicevo, cacchio, che figata, che figata, che figata. Poi sai, comunque ero piccolino, quindi è passato qualche anno, e finché nel 2006, 2005, 2006 incomincio ad andare in discoteca domenica pomeriggio a fare qualche tavolo, e mio amico Alberto, che tra l'altro adesso non suona più, ma è stato, secondo me era fortissimo come DJ, che lo salutiamo, Alberto, Mr. White, Alberto D'Afra, che è qua di Conegliano, aveva comprato Ah, anche lui la console. E io dicevo, cacchio, vedevo questo che suonava, e poco dopo me la sono presa anch'io, insomma, sostanzialmente, insieme a mio cugino, l'altro cugino, Massimiliano, che avevamo il primo progetto insieme, abbiamo iniziato insieme. I pomeriggi invece che studiare stavamo in taverna A mixare. a mixare. Io ero già appassionato di musica perché poi fin dall'elementare ho ascoltato diversi generi, dal rap al punk rock al reggae, e anche mi piaceva tanto Bob Marley a me, quindi figurati. E dopo avevo comprato questo CD di Music House, una compilation di Music House, e dicevo, cazzo che figata, dove c'erano dentro Kings on My Castle, Pleasure from the Bass di oh Tiga, yeah. c'erano dei pezzi, Stay, la Cazzo. versione che aveva fatto Tommy V, molto sugo, insomma, con Ferrucci, insomma, tutti quei dischi là era una figata, e io mi compravo queste compilation fighissime, e qualche anno dopo ho incominciato, anch'io ho preso La la... tua ispirazione è arrivata un po' da quelle radici Sì, lì. sì, dalla musica house comunque. E Nice. dopo, infatti, inizialmente con mio cugino suonavamo house, electro house, che non era l'electro della Golden Age che faceva magari Francesco, ok? Ma era più quell'house un po' più influenzata, anche un po' più commerciale, se vogliamo, un po' più facile, perché poi eravamo ragazzini. Sì. E dopo ho cominciato a raffinare anche l'orecchio, ho preso anche i piatti, perché poi nel 2006 così i CDJ erano i CDJ 100, i piatti erano i Technics, e io li avevo, fortunatamente grazie ai miei genitori che me li hanno regalati, e andavo a Treviso a comprarmi i dischi, quindi anche là incominciavo con e poi sono arrivato ai dischi techno. Nice. E da lì ho capito che quello era il genere che mi piaceva e sul quale poi mi sono un po' più cimentato. E poi Prima col mio da lì Sei sei... cugino, rimasto. dopo mio cugino ha un po' mollato, anche se è sempre là che mi dice, guarda. E dopo Però quello è mi stato sono il tuo trovato primo imprinting. con Checcone qua, con E Francesco. Francesco, tu invece hai un'altra altrettanto storia interessante, perché tu, insomma, qualche giro per il mondo l'hai fatto, Sì, no? sì, Perché prima di questa parentesi, insomma, se non mi sbaglio, sei stato in tour negli sì, Stati Uniti, sì. no? Raccontaci un po' di questi steps precedenti. Beh, innanzitutto ti dico che forse non sai, o non tutti sanno, ma io sono un batterista, nasco Nice. principalmente come Sì, batterista. questo mi ricordavo, mi avevi Ecco. detto. Come io Quindi, chitarrista, forse quella sera lì che ce ecco. l'avevamo proprio interfacciati sulla parte Che per la acustica. techno è perfetto, Yeah. perché Sì, aiuta, devo dire. E niente, quindi io ho cominciato a suonare la batteria, che ero un ragazzino alle elementari, in quarta elementare, perché dovevo far colpo su una ragazzina che mi piaceva al tempo, allora sai, la Lovely. musica così, no? Poi negli anni ho continuato, ho avuto vari gruppi, e la musica live è sempre stata importante per me. Tant'è che il mio primo approccio alla musica elettronica, infatti, arriva con un progetto live che è appunto Vegamur. È un progetto electro che è nato per scherzo anche quello. Beh, guarda,
Avevamo semplicemente voglia di fare musica e di trovarci con questo mio amico e un giorno lui è arrivato a casa con una Electribe, ok? E, Che è ancora, che è ancora in studio, è ancora in studio. Ma là. quella è la Per chi mia. non Ah, quella è sapesse la cos'è tua, un ok. Electribe, è è una drum machine. una piccola drum Sì, machine. esatto, una drum machine Bella rossa. machine. C'era C'era la rossa e c'era corda, blu, se la non mi corda, sbaglio, esatto, no? infatti, e lui arrivò con quella rossa, io ci ho smanettato per qualche mese e dopo ho comprato quella blu e da lì abbiamo comprato un campionatore, dei synth, il microcorg, insomma un po' di cose e ci siamo messi a fare musica elettronica però dal vivo, che è stato anche un po' la fortuna. Che anni perché- erano questi qui? Che anni erano? 2007, Inizi 2000? Ah, Sì, se quella erano già questi, prima. questi tipo di synth qui erano sicuramente, penso, No. inizio anni 2000 che cosa, Sì, però... penso di sì. No, forse qualcosa dopo, sai. Sì, secondo me ricordi... Forse anche 2005, Sì, 2008. 2005-2006 così Perché, sì, perché avete iniziato. Sì, penso che il primo disco ufficiale di Vegamore fosse intorno al 2009 o 2010, quindi sì, forse sì, era già 2005. Vabbè, comunque, niente, ho cominciato questa esperienza live e dicevo, è stata la fortuna nostra, è stata proprio questa, nel senso che in un momento in cui comunque c'era un movimento, perché quegli anni là c'era, a differenza un po' di adesso, c'era molto più partecipazione, c'era più voglia di fare, più voglia di scoprire, più voglia di far parte forse anche di qualcosa e quindi l'electro era un genere che in quel momento era nato un po' come rottura, no? Tra quelle che erano le classiche serate in discoteca, tutti un po' pettinati e quello che era invece il mondo della musica live e noi ci siamo trovati appunto in un momento in cui tutti cambiavano dischi, andare fuori a suonare live e quindi questo ci ha dato una super spinta perché abbiamo avuto tantissime richieste, abbiamo girato molto a livello nazionale e poi anche internazionale perché nel 2013 abbiamo fatto 3 mesi in America dopo aver rilasciato per Steve Aoki e aver lavorato con lui, siamo andati 3 mesi in America e sono stati 3 mesi interessanti e molto, molto impegnativi. Quindi lì Perché- hai assaporato un po' quella che è la vita no, on tour, Sì, eh, sì. tutto quello che sono le dinamiche che a volte per chi semplicemente fruisce della musica, ecco, Più non che altro- appaiono poi Più così... che altro stare via 3 mesi non è come fare, in quel periodo avevamo quasi tutti i weekend, una serata, una data, alle volte succedeva che ne avevamo anche 2, quindi si viaggiava molto, però era sempre, sai, nel weekend poi tornavi a casa, anche quando andavamo all'estero, perché comunque anche in Europa abbiamo suonato molto in Europa e molto in giro in Europa, però andavi via 1 o 2 giorni e tornavi, mentre star via 3 mesi è stata una bella esperienza, è stata proprio una bella Ti esperienza. ha forgiato. Sì, sì, poi devo dire che l'impatto con l'America è stato impegnativo per me, appena arrivato i primi 2 o 3 giorni ho detto, beh, per fortuna col biglietto per tornare a casa, perché sai, arrivare da comunque con negli anni, non che io fossi uno sprovveduto, anzi ho sempre viaggiato fin da piccolo, però sai, arrivare comunque a Los Angeles, scendi e praticamente neanche dopo 24 ore ho rischiato che mi rapinassero, insomma tutta una serie di dinamiche, Welcome. esatto, tutta una serie di dinamiche alle quali non sei abituato, però è stato molto 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 bello. Molto, Io molto. tra l'altro in differita, io già conoscevo Francesco, seguivo le loro avventure su Facebook, che Facebook andava a bomba, Sì. e io vedevo anche su MySpace, io li guardavo, vedevo gli aggiornamenti, alle volte mettevo anche dei commenti, delle cose, quindi io li guardavo senza pensare che quello un che paio di sarebbe anni successo dopo dopo. saremmo No, sai cosa? finiti a lavorare insieme. La cosa bella anche è sempre stata che Belli questi dietro le quinte. ma infatti questa è una cosa bella che anche cioè che da Paolo non ho mai ricevuto, nonostante non facessimo le stesse cose, eccetera, ho sempre ricevuto comunque stimoli, apprezzamenti, supporto, che non è una cosa da tutti, capisci? Cioè, Sì, anche perché io quel genere, il genere, l'electro, io non ero proprio un fan dell'electro, però ho sempre detto, e qua non è perché lo sanno tutti, che gli unici che a me piaceva sentire erano loro, lo Zaino, non è che l'avevo sentito da tante altre parti, però a me piaceva sentire loro perché aveva quel un po' di rock dentro, aveva qualcosa di diverso dal DJ set dei Body Beats o dei Crookers che a me sinceramente non mi dava niente.
quello che facevano loro a me piaceva e io glielo dicevo, ma perché secondo me è giusto così. Scusa che ti ho interrotto, però ci tenevo a Però è destaccare bello, qua. e poi vedi anche qui come tutte quelle contaminazioni che arrivano da o una formazione acustica, classica o di altri generi, Io le ho poi percepite. no, permeano in quello che è il prodotto finale. E quello che anche un po' ti distingue sul mercato, perché in questi anni, soprattutto dove se vuoi la produzione musicale è un po' più democratizzata, cioè le barriere all'accesso sono molto più basse, è molto sì. più facile Certo. creare musica. Certo. Questo vuol dire c'è anche tanto più rumore e c'è anche tanta più sonorità uniforme, perché puoi prendere anche dei samples, puoi prendere e usare tutti gli stessi synth, ma esce quel suono. Quando invece vai a iniettare quello che è un DNA diverso, ecco allora che c'è Esatto. no, Sì. uno shake Sì. che crea qualcosa di Sì, sì, metti completamente la diverso. tua firma alla fine, no? Yeah, Qualcosa exactly. di molto personale. Esatto, ma infatti la figata anche è stato che ci rendiamo conto ogni tanto e dovremmo forse sfruttare di più questa cosa che unendo le due sonorità, su certe cose, senza presunzione, noi ci siamo arrivati forse un po' prima di quello che doveva essere, tipo la velocità dei dischi. Noi già nel 2016-17 facevamo i dischi a 130, che all'epoca andavano un po' più lenti, All'epoca ci guardavano e troppo 130, cos'è veloce. sta? È velocissimo, cioè i dischi a 120, 2 anni 122. dopo, adesso siamo all'estremizzazione, ma 130 ci sembra lento a noi ormai. Il giro di basso importante che viene dall'electro su certi dischi techno, noi lo mettevamo anche un po' per contaminazione sua, che a me non piaceva neanche tanto all'inizio, però ho detto cazzo, ma adesso lo mettono spinge. dappertutto. Che una volta il basso, il giro di basso magari della techno era mettevi O il il sub. kick, il sub o tagliavi a metà il sub per dargli un po' di Avevate o già tagliavi un kick per dargli intromesso. la botta Mhm. finale. Invece noi mettendolo così, magari non era una roba proprio normalissima, ma adesso lo è molto di più. Ma questo è data proprio anche dalle influenze che ci sono che ci sono state, e le influenze sono sempre un plus per me, anche in altri ambiti, ovviamente. Quindi Le contaminazioni Esatto. aiutano sempre.